Siamo davanti alla centrale operativa mobile di Sores, la centrale regionale per l'emergenza sanitaria. Direttore De Monte, ci spiega come funziona? Sì, questo non sono altro che come ci fossero due postazioni della centrale operativa di Palmanova portate qui sul territorio. Quindi sono autonome in tutte, sono collegate via radio in questo caso con la centrale operativa della Croce Rossa, quindi siamo a fianco a loro. E queste centrali operative della Croce Rossa loro sono in contatto con il loro equip sul terreno. Questi, se dovessero essere in qualche modo coinvolti, poi automaticamente passano a noi quelle che sono le loro informazioni e noi continuiamo a gestire tutti i mezzi di integrazione fra quello che accade sul terreno proprio del Friuli Dobbi in questo caso e il sistema sanitario per la centralizzazione ed eventualmente l'accoglimento nei vari ospedali. Invece, se per caso la chiamata dovesse essere avviata da un utente chiamando il 112 ribalta la chiamata direttamente qui alla centrale operativa mobile e quindi il risultato finale è che tutto quel che accade nell'ambito dei Friuli Doc in questo caso viene gestita al di fuori da quello che è il sistema dell'emergenza regionale, che continua a fare il suo lavoro per il resto della popolazione. Quindi di fatto si tratta di un potenziamento del sistema in questo momento, però proprio localizzato e decentralizzato sul posto dove avviene l'evento. Questo viene utilizzato in occasione di tutti i grandi eventi. Faccio un esempio come quando intervengono negli spettacoli delle Frecce Tricolori, lo spettacolo di Giovannotti, la Barcolana, tutte queste situazioni quando ci sono grandi eventi di massa in cui è più alta la probabilità che si possano verificare degli incidenti o delle necessità di intervento sanitario data l'alta concentrazione di popolazione. Grazie.